Adotta un reparto è il nostro appuntamento fisso che vi accompagna a conoscere le varie realtà di eccellenza dell'ospedale di Bassano. Appuntamento che potete seguire ogni martedì alle 19:40, mercoledì alle 13:45, mezzanotte e mezza e domenica alle 16:15. Questa settimana parliamo del Nido, il punto nascita del San Bassiano, il luogo protetto in cui vengono alla luce le bambine e i bambini del territorio, ma anche quelli che provengono da aree vicine e cui genitori hanno scelto questo ospedale per uno dei momenti più belli nella vita di una mamma o di un papà. Abbiamo circa 1000, si attesta le nascite su 1000 nati all'anno nel nostro ospedale, e le nascite sono un po' in calo in tutta Italia e anche nella regione Veneto, purtroppo. Il San Bassiano è stato il primo ospedale d'Italia ad aderire al progetto dell'UNICEF, Ospedale Amico del Bambino, che attraverso l'applicazione di 10 comportamenti favorisce il successo dell'allattamento al seno. Purtroppo in passato molto spesso sono stati usati latti artificiali per nutrire i bambini alla nascita, riducendo in maniera significativa l'allattamento al seno. Noi invece aderiamo a questo progetto, il nostro orgoglio è quello di essere stato il primo ospedale in Italia ad aderire a questo progetto. E poi altre procedure indicate specificamente dal progetto UNICEF. La prima delle quali è il pelle a pelle, che è una procedura che prevede di adagiare il bimbo sul seno e sul torace della mamma appena nato. Questo contatto pelle a pelle, che dura circa 2 ore dopo la nascita, è estremamente importante perché in questa fase il bambino e la mamma si riconoscono. Collegato al nido però c'è anche un reparto di patologia neonatale moderno e dotato delle attrezzature più avanzate. Avere la tecnologia adatta è importante per affrontare le prime fasi di vita e una volta che il bimbo e i genitori tornano a casa, l'ospedale amico del bambino rimane al loro fianco. L'ospedale amico del bambino non finisce in ospedale perché c'è una rete territoriale che si occupa del bambino alla dimissione, quindi ci sono consultori familiari, ci sono farmacie del territorio dove la mamma può andare nel caso avesse necessità di supporto dopo la dimissione.